Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il suo spirito. Ciao a tutti. Per chi non mi conosce, sono Laura, la moglie di Daniele, e voglio dirvi che sono onorata di questo momento. Sono onorata di potervi accogliere e salutare così oggi. E mi emoziona molto guardarvi da qui, ancora incredula, come voi immagino. Insieme ai miei figli, a Giacomo, Andrea e Vittoria, insieme ai miei suoceri, a Elena e Gianni, insieme a Paolo e Bruno, voglio ringraziarvi ad uno per essere qui a pregare con noi. Qualsiasi sia la modalità, grazie per esserci. E un grazie particolare per il nostro comitato regionale che ha pensato a questo evento speciale per stare con Daniele nel miglior modo avessimo potuto, e cioè festeggiando la giornata del pensiero, che è veramente un dono grande. E un grazie profondo dal cuore per tutto il bene ricevuto in questi giorni e che continua ad arrivare. I vostri pensieri, le vostre preghiere, la presenza di tanti, i doni ricevuti, i doni fatti di tempo, fatti di persone, i doni materiali più piccoli. Tutto questo è per noi espressione della presenza di Daniele e del suo amore che si estende e ci sta dando una grande forza interiore, talmente grande che in alcuni momenti sembra non appartenerci, perché va oltre noi. Ed è proprio per questo che abbiamo i cuori colmi di gratitudine e di riconoscenza. Ecco, vi ringrazio ciascuno. Un caro saluto a Laura, alla sua famiglia, un caro saluto a tutti voi, un caro saluto agli amici che ci seguono da casa in diretta, grazie a Leandro Maggi, a Medi Impolesine, grazie a Don Luca che presiede questa nostra liturgia, a cui diamo il benvenuto, assieme agli altri sacerdoti che concelebrano, a Don Jacopo che inizia anche ufficialmente questo suo cammino attraverso l'esperienza forte della promessa, e un benvenuto anche al nostro sindaco Francesco. Stringiamoci davvero insieme come famiglia attorno all'altare e chiediamo al Signore la gioia di rendere grazie per ciò che abbiamo ricevuto. Buona celebrazione a tutti. Dopo le parole di introduzione di gente più titolata di me a farlo per ragioni di vita, per ragioni di servizio condiviso, ecco, vi ringrazio per questa opportunità che ci è offerta di pregare insieme. Ci sono dei momenti nella vita, e tutti l'avete sperimentato, l'abbiamo sperimentato, in cui si scoprono quei parenti lontani, ecco, di cui non si sapeva bene nemmeno l'esistenza. E da questi incontri che sono occasionati possono nascere consapevolezze nuove, amicizie nuove, relazioni nuove. Allora lo dico per i più giovani, per i nostri scout, in modo particolare del gruppo qui, ecco, qua c'è tanta gente che voi non avete mai visto. Sono i parenti lontani, ecco, quelli che lavorano ad altri livelli per consentire alla nostra associazione di muoverci. E allora vedete, oggi nel Thinking Day diventa proprio l'occasione per riscoprire una fraternità più ampia che ci unisce, che parte da quelle relazioni strette che abbiamo tutti noi sperimentato, nelle quali abbiamo sperimentato la bellezza di Daniele, di condividere la strada con lui. Ma queste relazioni si aprono poi, proprio perché sono feconde, a una dimensione più ampia. E allora davvero, ecco, questa dimensione si allarga fino a passare i confini dello spazio e del tempo. E allora lo sappiamo bene, ma è vero, non è un modo di dire. Ecco, Daniele ci guarda, ci sta osservando, si unisce nella preghiera con noi. A Dio nostro Padre, noi preghiamo per Lui, Lui prega per noi. Noi
preghiamo gli uni gli altri perché il bene che anche Lui ha seminato continui a portare frutto anche attraverso di noi. Nessuno, al di là del grado di parentela, può esimersi da questo. E allora vedete, all'inizio di questa celebrazione, quasi a riprendere un discorso interrotto, ecco, riprendiamo facendo memoria del battesimo. Verremo tra poco aspersi con l'acqua benedetta. Se ricordate, chi c'era, è uno degli ultimi riti con cui si conclude la celebrazione funebre. Ricordo della dignità del battesimo. Ecco, quel battesimo che è stato ricordato il giorno del funerale di Daniele, per lui quel battesimo che riguarda tutti noi e che noi cerchiamo di vivere anche attraverso la vita scout. E allora davvero, ecco, con questa consapevolezza invochiamo la misericordia di Dio, quella misericordia che può darci la grazia di superare il dolore e attraverso il dolore continuare a portare frutto. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio Onnipotente, fonte e origine della vita, benedici quest'acqua con la quale saremo aspersi, fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati, la difesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno, e la grazia della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo possiamo venire incontro a te con cuore puro. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per la celebrazione di questa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è anche la festa un po' particolare, no, state pure in piedi, della cattedra di Pietro, e quindi sentiremo, ecco, una preghiera speciale per il Santo Padre nella liturgia di oggi. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa che hai fondato sulla roccia della professione di fede dell'Apostolo Pietro. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro,
testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Scendono giù dal cielo e non mi ritornano senza irrigare, far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la desidero. Senza irrigare, far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Tante volte la messa può diventare un minestrone, un panettone, contenitore di tante cose, come sarà oggi il Thinking Day. Oggi siamo qui per ricordare Daniele, la festa della cattedra di San Pietro, e poi così ci aggiungiamo anche la mia promessa. Ma penso che tutte queste cose possano essere riassunte con una parola sola, la parola fraternità. A partire dalla messa, dove come fratelli e sorelle in Cristo ci nutriamo del suo corpo, della sua parola, per continuare a portare nel mondo la sua opera, il suo amore, la sua passione, il desiderio di accendere un fuoco, che è il fuoco della vita, il fuoco della passione. Ma in quell'ultima cena lui ha lavato i piedi, si è piegato, ci ha dato l'esempio. Vi ho dato l'esempio perché ne seguiate le orme. Da questo vi riconosceranno, se avrete amore gli uni per gli altri. Ed è questo anche il pensiero di BP e della sua eredità, di coloro che nel 1926 hanno pensato questa giornata, dove il guidismo mondiale ha pensato di vivere, dedicare il giorno ricordo del compleanno dei loro fondatori con una giornata del pensiero, per riflettere sul valore di questo stile. E proprio ieri sera, riflettendo durante la veglia d'armi, ho pensato all'intelligenza di quest'uomo, che ha portato i valori del Vangelo a chiunque trae ispirazione da questo stile scout. La festa di oggi, la cattedra di San Pietro, ci dice come la fraternità sia alla base del nostro essere Chiesa. Abbiamo ascoltato la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro, che di fronte alla domanda che Gesù fa agli Apostoli, prima, ma la gente chi dice che io sia? E poi riduce al cerchio, ma voi chi dite che io sia? Pietro risponde cattedraticamente e Gesù dice, bene, quello che tu hai detto non è farina del tuo sacco, ma in te c'è una beatitudine perché hai riconosciuto la voce del Padre. E allora tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E sappiamo quanto sia stata fragile quella pietra, il rinnegamento, l'abbandono. Ed è proprio nell'ultima cena Gesù rivolge a Pietro una parola grandissima. Ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Le nostre scelte, la nostra fede, la fede del Papa è sostenuta dalla preghiera di Gesù. Quindi è possibile che anche noi possiamo rinnegare Gesù, ma deve essere una frase passeggera. Pietro, incrociando lo sguardo di Gesù, in quel venerdì santo piange ed è l'inizio di una risalita, del suo ravvedimento. E di fronte a un triplice rinnegamento c'è una triplice espressione di benevolenza. E Pietro manterrà la fede, confermando nella fede i suoi fratelli. Spesso anche noi rinneghiamo Gesù non vivendo appieno la fraternità. Una fraternità che l'esperienza della partenza di Daniele ci ha fatto sperimentare insieme. Ci siamo sentiti fratelli, ci siamo sentiti uniti, sorretti. È la sua presenza che ci ha fatto stare insieme. Quanti ragazzi lo hanno visto come un grande fratello, non solo fisicamente per la sua possenza, ma anche per il suo modo di essere, il suo modo di agire. E nessuno di noi lo abbiamo scelto, tranne Laura. E lei è l'unica persona su questa terra che lo ha scelto. Ma nel cammino veramente abbiamo scoperto come Daniele fosse un fratello. Il messaggio che la nostra capoguida e il nostro caposcout ci hanno consegnato in questa giornata del pensiero trae spunto dalla famosa frase di San Paolo, che siamo tesori in vasi di creta. E la fraternità è davvero un tesoro fragilissimo, che va custodito, va protetto,
E Papa Francesco nel suo ultimo documento, proprio Fratelli Tutti, ispirandosi a San Francesco, dice che è uno stile fondamentale, perché Francesco scriveva: quando fosse lontano da lui, quanto fosse accanto a lui, questo è il fratello. E Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare, del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. Come guide, come scout, non possiamo non seguire questa strada tracciata da BP, che è una strada fondata sul Vangelo, sulla vita di Cristo. E questa Eucaristia che celebriamo e l'appuntamento che viviamo di domenica in domenica ci ricorda come il corpo di Cristo donato, il suo sangue versato, siano il sostegno a quell'unico corpo che è la Chiesa. Il cammino della Chiesa, il cammino delle associazioni, delle parrocchie, allora, non può essere che un cammino di fraternità. E allora facciamo nostro quell'appello di San Pietro che si rivolge agli anziani, ai capi. Pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni, ma facendovi modelli del gregge. Penso che davvero sia un buon programma di vita, un buon cammino per essere capi e fratelli. È il cammino che dopo 6 anni di coca mi ha portato ad ascoltare la voce del Signore, che senz'altro c'è anche una spintarella di Daniele, che mi fa dire sì alla sua chiamata nella fraternità del guidismo e scautismo cattolico. Fratelli e sorelle, in comunione con il Papa che presiede alla carità di tutta la Chiesa, rendiamo grazie al Signore per la missione affidata all'Apostolo Pietro e ai suoi successori e gli chiediamo di rafforzare la nostra fede, soprattutto in questi tempi di prova, di fatica. Preghiamo insieme dicendo: proteggi la tua Chiesa, Signore. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per la nostra Chiesa, affinché in questo tempo difficile di pandemia sappia cogliere l'opportunità di poter tornare all'essenziale comandamento dell'amore e possa accompagnare ognuno di noi nella perseverante ricerca della relazione con Dio Padre e con i fratelli e le sorelle. Per questo ti preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Signore, accogli Daniele fra le tue grandi braccia e aiutalo a camminare in questo nuovo sentiero, con quello stile di gioia, ascolto e pazienza che ha dimostrato in questa vita, vivendo così la grandezza della tua presenza e la pienezza del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Signore, ti affidiamo i familiari di Daniele, perché possano trovare nella tua parola pace e conforto, nella certezza che il tuo amore di Padre li sosterrà in questo difficile momento. Alimenta i loro ricordi, sostienili nelle incertezze e colmali della fede nella risurrezione che viene dalla tua grazia. Per questo ti preghiamo.
Proteggi la tua Chiesa, Signore. È stato un onore aver fatto un pezzo di strada con te, Daniele. Daniele scout, amico, padre, marito, figlio, Daniele uomo. Siamo addolorati, ancora attoniti, provati, ma nello stesso tempo grati di averlo avuto nel nostro fianco, compagno di strada, per un tratto più o meno lungo. Vogliamo affidarci a te, Signore. Guidaci, perché nell'incontro con te, nella preghiera, sappiamo trovare forza, perseveranza, saggezza per raccogliere il suo testimone. Signore, tu che hai scelto di camminare al nostro fianco, facci sentire la tua presenza e accresci la nostra fede. Per questo ti preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per i giovani, ragazzi e bambini, in particolare coloro che ci sono affidati, che hanno sofferto e vissuto con fatica durante quest'anno la distanza dagli affetti che si sono costruiti, così come dai luoghi dove trovarsi, vivere e crescere insieme. Oggi finalmente sono tutti tornati a vivere il tempo della scuola, delle relazioni vicine e della socialità, seppure normata più di prima. Preghiamo e accompagniamoli affinché riescano a riconoscere negli incontri e nella vicinanza che questa nuova normalità contempla la presenza rassicurante e sempre attenta di un amico in Gesù e di un Dio Padre accogliente che vede il bene in loro e benedice le loro vite. Per questo preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per tutti i capi, in questo tempo difficile di ripresa, la guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. O Signore, sostienici in questo tempo fatto di benedizioni che dobbiamo saper riconoscere con discernimento e grazie all'aiuto delle nostre comunità di riferimento, e fatto anche di ostacoli, cadute e gestioni di grosse perdite umane e sociali, amicali e familiari. Sostienici nel non perdere di vista la nostra legge, vera bussola in questo mare in tempesta, e in particolare questo punto della legge, sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Mettici sempre accanto angeli custodi, che ci aiutino a rialzarci se cadiamo o perdiamo la spinta giusta, nel fare del nostro meglio per essere al servizio dell'umanità che ci circonda. Amici, familiari, comunità di riferimento, e ragazzi che comunque, nonostante tutto, ci hai nuovamente affidato. E in questa occasione, ti prego, dai l'incarico speciale a Daniele di essere un nostro caro angelo custode, perché la sua guida, il suo ricordo e la sua testimonianza siano il bastone del nostro camminare. Lui che ci ha testimoniato e stimolato sempre con il suo sorriso a sognare in grande, buttando il cuore davvero oltre l'ostacolo. Per questo ti preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per tutti coloro che, come fatto da Daniele, rispondono con un eccomi alla chiamata al servizio in tutti i livelli associativi, perché possano seminare con generosità e rispondere con coerenza al loro mandato, pronti, quando sarà il tempo, a consegnare il testimone nelle mani di chi saprà raccoglierlo per dare continuità a quanto costruito. Per questo ti preghiamo. In questo giorno speciale, con la presenza di Daniele tra noi, offriamo anche, presentiamo il nostro assistente Don Jacopo, perché la promessa di oggi lo faccia sentire parte di una comunità che gioisce con lui, che ne conosce il valore, che ne riconosce la necessità, perché l'appartenenza alla famiglia scout non sia un carico ulteriore che si aggiunge ai suoi già molti incarichi, ma diventi l'occasione per rinnovare la propria vocazione, per ricominciare sempre con più energia e gioia. Noi ti preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. In qualche istante di silenzio vorrei che davvero insieme ciascuno di noi desse un volto,
a quelle categorie di persone che abbiamo evocato nelle preghiere. Il volto di Daniele è presente in mezzo a noi, quello di Don Jacopo, per loro abbiamo pregato. Ecco, ma ciascuno di noi dia un volto a quei capi, a quei ragazzi, a quelle tante altre persone che compongono la Chiesa, magari a coloro che sono più provati in questo tempo, e li affidiamo al Signore. O Padre della gloria, che hai rivelato all'Apostolo Pietro il mistero di Cristo, tuo Figlio, illumina le nostre menti perché sappiamo riconoscere colui che hai mandato e possiamo giungere alla beatitudine promessa a chi crede e mette in pratica la tua parola. Per Cristo nostro Signore. Ora vi chiedo di sedervi, chiedo alla comunità capi di Taglio di venire davanti agli scalini perché prepariamo l'altare presentando al Signore, oltre al pane e al vino, anche la promessa di Don Jacopo come offerta che lui fa, ma che è un'offerta che diventa un dono alla comunità capi che con rinnovato entusiasmo, disponibilità, si propone oggi di servire. E allora, come ci siamo detti all'inizio, l'essere scout è qualcosa che ci aiuta ancora di più a vivere la nostra vocazione qualunque essa sia, da pastori, da fedeli laici. Accogli con bontà, o Signore, le preghiere e le offerte della tua Chiesa, perché con l'insegnamento del Beato Apostolo Pietro manteniamo integra la fede e sotto la sua guida giungiamo all'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per mezzo del Cristo, Signor nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti ad angeli e arcangeli, troni e dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti,
cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signor nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Daniele, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pietro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quando recitiamo il Padre Nostro, di solito andiamo abbastanza in automatico. Ecco, stasera, ricordando il servizio di Daniele, ma il servizio di ciascuno di noi, ecco, davvero rinnoviamo la consapevolezza che lo preghiamo perché qualcuno ci ha insegnato a farlo, anzi, perché qualcuno ci ha detto che vale la pena farlo. E allora, con fiducia di figli, gli uni per gli altri, perché aumenti la consapevolezza di essere amati da Dio e del compito dell'educazione che ci è affidato, diciamo insieme. Fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Pan dell'unità. E dimentica il nostro male, e noi sappiamo perdonare, non permettere che cadiamo in Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri di fronte ad ogni paura. Nell'attesa si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli di Dio e fratelli tra noi ci scambiamo uno sguardo, un cenno di pace.
Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma dici soltanto la parola e io sarò salvato.
Allora ci saranno tanti altri modi per ricordarlo, ma il centro, il senso, quello che va al di là di qualsiasi altra cosa che noi giustamente possiamo fare o titolare, passa attraverso questo altare. E allora, senza far violenza a nessuno, ma sosteniamoci a vicenda in questo, soprattutto tra di noi, chi magari ha una fede un po' più vacillante, ricorra al sostegno degli altri, di questa grande famiglia che oggi si è radunata attorno all'altare, ma anche perché segue il Signore Gesù vivendo lo scautismo. E allora l'ultima parola, prima della benedizione, inviterei i due responsabili regionali per un brevissimo saluto, almeno così chi magari non li conosce li vede, chi poi si prende cura di tutti noi, che hanno avuto anche la grazia più di me di conoscere, di collaborare, di lavorare con Daniele. Vorremmo solo aggiungere una parola a questo incontro che ci ha visto uniti tutti insieme, ed è la parola grazie. Grazie per il dono di Daniele. Abbiamo potuto conoscerlo in regione e ad apprezzare il suo lavoro e il suo servizio. È stato un dono prezioso. Grazie a tutti voi anche per essere qui a commemorare una data importante che è la giornata del ricordo. Non è solo una tradizione quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto, il rinnovo della promessa, ma come una massima diceva, la tradizione non è custodire la cenere, ma è alimentare il fuoco, dunque portare altra legna. Daniele per noi è stata quella legna essenziale in regione che ha alimentato il fuoco del servizio, dell'attenzione e della cura verso i capi. Dunque rinnoviamo ancora una volta il nostro grazie per Daniele. E lo facciamo rinnovando insieme in questo giorno la nostra promessa. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge Scout. Signore sia con voi, ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E poi ci salutiamo fuori nel rispetto delle norme, prima di tornare ciascuno alle nostre case.